Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Vi saluto, care sorelle, saluto tutti voi, fratelli e sorelle, che seguite questa celebrazione eucaristica attraverso le frequenze di Tenda TV. Sono contento che stiate tutte bene, anche quelle che non sono qui presenti per via cautelativa, stanno bene, ringraziamo il Signore e invochiamolo che il dono della salute possa essere condiviso da tutti, anche da quelli che in questo momento vivono momenti di malattia o di preoccupazione. Prepariamoci a vivere questa Santa Messa nella quarta domenica di Quaresima. Come vedete il colore è assolutamente particolare, rosaceo viene chiamato, perché questa domenica, la quarta di Quaresima, è una domenica che viene chiamata domenica letare, domenica rallegratevi, una domenica dedicata alla gioia nel cammino penitenziale della Quaresima. Qualcuno potrà dire, c'è poco da rallegrarci in questo tempo, eppure per chi crede nel Signore, nella sua paterna e provvidente bontà, tutto concorre al bene. Una frase che mi ha sempre molto colpito e che ho scritto anche nella lettera inviata a voi tutti, cari fedeli della diocesi: tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, perché sono anzitutto amati da Dio e, come sentiremo nelle letture, il Signore si prende cura di loro. Con questi sentimenti iniziamo la Santa Messa. Presentiamoci davanti al Signore con umiltà e fiducia, chiedendo anzitutto il perdono e la misericordia sulle nostre povertà e sui nostri peccati. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, abbi pietà di noi. Signore. Cristo, che mandi il tuo Spirito a creare in noi un cuore nuovo, abbi pietà di noi. Cristo, Signore, che ci fai partecipi del tuo corpo e del tuo sangue, abbi pietà di noi. E Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse il Betlemita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Eliab e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli e Samuele ripeté a Jesse:
Il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo che ora sta a pascolare il gregge. Samuele disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo, è lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo Spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da coloro che disobbediscono a Dio è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati, tu che dormi, risorge dai morti e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio. Grazie a Dio. Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio. Io
Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, poi viene la notte, perché quando nessuno può agire, finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo. E chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo, chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: dà gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi i suoi discepoli? Lo insultarono e dissero:
suo discepolo sei tu. Noi siamo discepoli di Mosè, noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegni a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse: tu credi nel Figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in Lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a Lui. Gesù allora disse: è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato delle letture stupende, specialmente questo Vangelo, il capitolo di Giovanni, il capitolo 9, grande capitolo del cieco nato, uno dei grandi Vangeli che ci accompagnano quest'anno, anno A, a Pasqua, la Samaritana, domenica scorsa il cieco nato, oggi, domenica prossima, la risurrezione di Lazzaro, Gesù acqua viva, Gesù luce, Gesù vita. Mi sono domandato di fronte a queste letture così straordinarie su cui mai smetteremo di meditare e di trovare messaggi per la nostra vita, mi sono domandato: ma che cosa ci dicono oggi, in questo momento così difficile, così singolare che stiamo vivendo tutti, non solo qualcuno. Poi alla situazione generale si aggiungono poi i motivi di preoccupazione magari personali di ciascuno, ma è il momento generale che ci disorienta, ci smarrisce. E ascoltando tutte e tre le letture, il primo messaggio viene dal Salmo che abbiamo pregato. Abbiamo cantato più volte: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Un messaggio estremamente bello e consolante, il Salmo 22, uno di quelli che cantiamo spesso anche nelle nostre liturgie, nei nostri momenti di preghiera. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome, anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Sono parole che sgorgano dal cuore e dall'esperienza spirituale di un credente che ha sperimentato la presenza paterna, fedele, provvidente di Dio nel momento della prova. Anche se vado per una valle oscura, e dobbiamo riconoscere in questo momento il nostro vivere si è oscurato, dà proprio l'impressione di essere una valle oscura, di non sapere dove andare, di non sapere come finisce. Anche se vado
per una valle oscura, non temo alcun male perché tu sei con me. La vicinanza del Signore, di cui la nostra fede ci parla, non solo, ma di cui la nostra fede ci fa fare esperienza, perché la fede non è altro che una relazione. La vicinanza con Dio non serve a mettere il credente al sicuro dalle vicende della vita. Non è un'assicurazione contro le malattie, contro i rovesci, contro le cose negative. Quelle avvengono nella vita di un credente come avvengono nella vita di ogni altro uomo e donna di questo mondo. La presenza di Dio vale invece ad aiutarci a non vivere da soli. Ci aiuta a viverle in un modo diverso, nella fiducia, nella speranza. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Anche nel momento della prova, anche nel momento della sofferenza, anche nel momento della malattia, anche nel momento della morte, certo, anche nel momento della morte. La fede di Israele ha intuito che la potenza fedele del Signore tiene nelle sue mani il fedele anche nella morte. E Gesù è stato esattamente colui che ha realizzato questo, sperimentando la fedeltà del Signore anche nel momento della morte, da cui è stato strappato per Lui la risurrezione e per noi. Svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Vivi questa speranza, ci dice San Paolo nella seconda lettura. Ecco allora un primo messaggio che io credo molto bello in questa domenica. Continuare a confidare nel Signore, nostro pastore, che cammina con noi anche in una valle oscura. E un secondo pensiero mi è venuto a partire dall'inizio del brano evangelico che abbiamo sentito. Vide un uomo cieco dalla nascita. I suoi discepoli interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Sembra di sentire le voci che a volte si rincorrono da qualche parte e si diffondono anche tra i credenti. Perché questa prova? Perché questo virus? Perché questa pandemia? È un castigo di Dio. Qualcuno ha peccato e si è meritato questo. Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Ecco, Gesù rifiuta questa lettura, una lettura pagana, una lettura di una religiosità che vede Dio come cattivo, vendicativo, permaloso. Proprio i giorni scorsi il cardinale di Milano, l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, è andato in cima al Duomo a pregare la Madonnina di Milano e l'hanno intervistato e gli hanno domandato: molti dicono che è un castigo di Dio, e lui ha risposto queste parole che sono molto semplici ma molto belle: non è Dio a mandare le disgrazie. Dio ha mandato suo figlio per insegnarci a vivere sia nella tempesta, sia in una valle oscura, sia quando il mare è calmo. Non credo assolutamente che si possa interpretare questo evento come qualcosa che Dio ha programmato per insegnarci qualcosa. Quello che a lui interessa ce l'ha detto nel Vangelo. Questa immagine di un Dio arrabbiato, vendicativo o paternalista che ci dice: adesso ti castigo per insegnarti a vivere meglio, non appartiene al cristianesimo. Certo, noi possiamo domandarci come mai questa epidemia, certo, ma cercare la risposta nella volontà vendicativa, permalosa, arrabbiata di Dio è completamente sbagliato. Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui si possono manifestare le opere di Dio. Anche in questa valle oscura possono manifestarsi le opere di Dio, certo.
e noi le vediamo attorno. Se non altro la generosità eroica di tanti medici, infermieri che rischiando la loro salute lavorano e si prendono cura. Questa, io credo, apriamo gli occhi, vediamo che questa è un'opera che rende davvero gloria a Dio, che è provvidente e che desidera l'amore reciproco. L'ultimo pensiero che traggo è dalla seconda lettura. Fratelli, dice San Paolo ai cristiani di Efeso, ora siete luce nel Signore, illuminati da Cristo, siete luce nel Signore, battezzati, siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. E cosa vuol dire comportarsi come figli della luce? Lo specifica. Ora, il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Ecco le opere del Signore. Anche nel momento di difficoltà, anche nel momento della prova, anche in quella valle oscura che a volte, e questo è una di quelle volte, ci tocca attraversare, noi siamo accompagnati dal Signore e siamo chiamati, come dice Gesù, a manifestare le opere di Dio. Dio da parte sua lo fa, è fedele e mantiene la sua parola. Siamo chiamati a farlo anche noi. Ogni opera di bontà, giustizia e verità. Ecco, proviamo a pensare quando noi siamo chiamati a compiere opere di bontà, quando siamo chiamati a compiere opere di giustizia, quando siamo chiamati a compiere opere di verità, nelle nostre relazioni quotidiane. In questo momento possiamo essere tentati di rinchiuderci in noi stessi, di pensare per se stessi, di dire, gli altri si arrangino. No, la bontà vuol dire anche essere presenti a chi soffre più di noi o chi soffre con noi. La bontà vuol dire perdonare, la bontà vuol dire essere generosi, la bontà vuol dire condividere tempo, amicizia, una relazione. Ecco, ci sono tante forme, ognuno si interroghi quali sono queste opere della luce, il frutto in cui io devo comportarmi come figlio della luce. Comportatevi perciò come figli della luce. Quali sono le opere di bontà, di giustizia e di verità che il Signore vi domanda in questo momento? Ne basta una. L'importante è che la individuiamo e la mettiamo in pratica, perché questa potrebbe esserci proprio preziosa per il nostro cammino di conversione quaresimale e di preparazione alla Santa Pasqua. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Grati al Signore Gesù che è venuto a salvare quello che era perduto e scartato, gli presentiamo le nostre umili e fiduciose invocazioni e diciamo: illumina i nostri occhi
Signore. Perché la Chiesa sappia essere luce del mondo, annunciando a tutti gli uomini la verità del Vangelo, preghiamo. Illumina i nostri occhi, Signore. Per i governanti delle nazioni, sappiano discernere le vie migliori per promuovere la dignità di ogni uomo, specialmente dei più poveri e bisognosi, preghiamo. Illumina i nostri occhi, Signore. Per quanti stanno lottando per superare la prova della malattia, siano visitati dalla tua speranza che non delude e dalla cura sapiente e responsabile di medici e infermieri in prima linea in questa lotta, preghiamo. Illumina i nostri occhi, Signore. Per noi, Signore Gesù, guaritore di tutti, resta al nostro fianco in questo tempo di incertezza e di dolore, preghiamo. Illumina i nostri occhi, Signore. Sii accanto a coloro che ci hanno lasciati a causa del virus, possano riposare con te nella tua pace eterna, preghiamo. Illumina i nostri occhi, Signore, che hai ascoltato l'intimo desiderio del cieco, accogli le nostre suppliche ed esaudiscile nella tua bontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto il servo del Signore. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nel secolo di Signore. Mi pentiti a codici, Signore, ti sia gradito che oggi si compia dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla lode e gloria del suo nome, per vedere nostra gratitudine alla sua santa Chiesa. Ti offriamo con gioia, Signore, questi doni per il sacrificio. Aiutaci a celebrarlo con fede sincera e a offrirlo degnamente per la salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nel mistero della sua incarnazione, Egli si è fatto guida dell'uomo che camminava nelle tenebre per condurlo alla grande luce della fede. Con il sacramento della rinascita, ha liberato gli schiavi dell'antico peccato per elevarli alla dignità di figli. Per questo mistero il cielo e la terra intonano un canto nuovo e noi, uniti agli angeli, proclamiamo con voce incessante la tua lode.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, con me indegno tuo servo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare della nostra sorella Flora, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Dopo la grande preghiera eucaristica e prima di accostarci alla mensa del Signore, uniamo le nostre voci e insieme cantiamo la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nel secolo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo.
Preghiamo. O Dio che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto, perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione conclusiva, solenne, della Quaresima, desidero ringraziare voi, care sorelle, per questa disponibilità e ospitalità che ci offrite, per la preghiera che in questo tempo voi avete moltiplicato per tutti i fratelli e sorelle, specialmente quelli più in difficoltà. Un'intenzione di preghiera che do a voi, ma anche a tutti quelli che ci seguono. Ricordiamo in particolare coloro che muoiono, e in questo tempo la morte e la sepoltura sono di una sobrietà che fa soffrire il cuore delle persone. Ecco, li ricordiamo che la solitudine con cui a volte sono costretti a morire, solitudine fisica, sia accompagnata e sostenuta da una vicinanza spirituale che li accompagna all'incontro con il Signore. Ringrazio la Tenda TV, Federico, che si presta così generosamente a questo servizio. Ringrazio Telechiara, che diffonde più ampiamente questa celebrazione. Un saluto tutto particolare a coloro che ci hanno seguiti. Saluto anche questa sera Francesco di Corvanese, che si è raccomandato di ricordarlo, che passerà poi il saluto anche a tutti i suoi parrocchiani. Chiediamo al Signore la sua benedizione, che ci accompagni e ci sostenga. Il Signore sia con voi. Dio Padre misericordioso conceda a tutti voi, come il figlio prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima all'autentica conversione del cuore. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è la luce che vince la luce.